Presidente, com'è nata questa idea di portare qui la 71esima giornata del ringraziamento provinciale di Coldiretti a Pieve di Soligo? Pieve di Soligo sicuramente è una delle aree più importanti che abbiamo come Coldiretti Treviso, è una delle aree anche più numerose in termini anche di operatori e di soci, e in più comunque il fatto che siamo in patrimonio UNESCO credo che sia giusto anche ulteriore dare testimonianza a questo territorio, a questa area di produzione che in questi anni si è sicuramente evoluta, si è emancipata, ha fatto tutto quello che era necessario per rendere le aziende sempre più interessanti, sempre più al passo con i tempi, sempre più vicine a quello che è l'esigenza del consumatore. Perciò quando si parla di viticoltura o di zootecnia, allevamento anche di latte con la Soligo, poi qui che abbiamo molto rappresentativa, credo che parliamo di un'eccellenza che Pieve di Soligo ben rappresenta sul territorio, e ci sembrava giusto che Coldiretti venisse ad abbracciare quelli che sono i tanti bravi produttori del comune e della zona limitrofa chiaramente. Pieve di Soligo è stata scelta per la 71esima giornata del ringraziamento provinciale Coldiretti, un onore per la sua comunità. Certo, un onore grandissimo, una festa che si preannuncia molto bella, una giornata comunque che è incentrata nel dire grazie ai nostri contadini, agli allevatori, a quanti si occupano quotidianamente di produrre eccellenze e di lavorare e mantenere il nostro territorio. Quindi ci fa onore essere stati scelti in questa occasione e ringraziamo, come è già stato fatto durante la funzione, veramente con il cuore tutte queste persone che lavorano la terra e dalla terra producono ottimi prodotti. Consigliere Villanova, la Regione Veneto sostiene l'agricoltura in questa ripartenza dopo l'emergenza Covid, e una bella giornata qui a Pieve di Soligo. Sì, una bellissima giornata nella nostra Pieve di Soligo, la Regione al fianco dei nostri agricoltori, soprattutto per quello che riguarda la produzione dei nostri prodotti di qualità del nostro territorio. Sappiamo che è un comparto fondamentale nell'economia del Veneto, è un comparto che va in tutto il mondo e che rende la regione orgogliosa dei nostri produttori. È per questo che la nostra presenza qui serve proprio a testimoniare questo sostegno assoluto che dà la regione Veneto all'agricoltura di qualità del territorio. Come Istituto Toniolo siamo molto contenti, abbiamo accolto con favore la proposta di Coldiretti provinciali per questa giornata del ringraziamento. È la giornata tradizionale, la 71esima, è del mondo agricolo, è nel segno proprio della gratitudine per il raccolto, per l'anno, per le persone, gli uomini e le donne dell'agricoltura, ma in particolare che sia venuto qui a Pieve di Soligo, nella terra del Beato Toniolo. La cerimonia in Duomo presieduta dal Cardinale Stella per dire che c'è stata una grande figura straordinaria, quella di Giuseppe Toniolo, un grande riformatore sociale, una persona amica dell'agricoltura. Latteria Soligo, quasi 140 anni di storia, a testimoniare che gli statuti fatti da Giuseppe Toniolo sono ancora validi, sono nell'ottica di dire ancora un incoraggiamento, una forza, un sostegno a chi è ogni giorno in frontiera nel settore primario. Ecco, da questo punto di vista noi ci siamo insieme, abbiamo collaborato, siamo ben lieti che la città di Pieve di Soligo oggi abbia dato ancora una volta questo messaggio di bene, di cooperazione e di solidarietà. Sono felice di essere qui, oggi è una giornata importante, è la festa del ringraziamento gestita dalla Coldiretti, che da sempre nella sua storia la fa nei vari paesi del nostro territorio. E il GAL Alta Marca, da me rappresentato oggi, è qua presente, da sempre a fianco a tutte quelle aziende che producono, che portano nel territorio i loro prodotti e che assieme ai prodotti contribuiscono a favorire il turismo, binomio indispensabile agricoltura-turismo. Voglio anche ricordare che il GAL Alta Marca, proprio per contribuire a tutto ciò, ha anche messo in piedi il distretto del cibo, che sta già facendo i primi passi, è stato presente alla fiera di Godega Sant'Urbano e sarà presente alla fiera di Santa Lucia.